La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Comunico il congedo dell'onorevole Burtone per oggi e domani, mercoledì 4 marzo. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Comunico che a rettifica della precedente comunicazione relativa alla seduta d'Aula numero 231 del 24 febbraio 2026, la richiesta di parere numero 149 è da ritenersi limitata esclusivamente alla seconda Commissione legislativa permanente e bilancio, a differenza di quanto precedentemente riportato per mero errore materiale. L'Assemblea ne prende atto. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 3 marzo 2026 sotto la Presidenza del Vicepresidente vicario dell'Assemblea, onorevole Di Paolo, e con la partecipazione della Vicepresidente, onorevole Lantieri, del Presidente della Prima Commissione legislativa permanente Affari Istituzionali, onorevole Abbate, del Vicepresidente della Regione, Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterraneo, onorevole San Martino, e dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente, onorevole Savarino, ha deliberato a maggioranza dei 2/3 che il programma calendario dei lavori a suo tempo comunicato per la presente sessione sia così integrato. Nella giornata di oggi la Prima Commissione è autorizzata a riunirsi per incardinare il disegno di legge numero 1089, recante disposizioni in materia di rieleggibilità e numero massimo di mandati consecutivi per la carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. La Commissione organizzerà i propri lavori in modo tale da consentire all'Aula di incardinare il testo nella seduta pomeridiana di martedì 10 marzo, nel corso della quale si procederà alla discussione generale del testo. Il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula è fissato per le ore 12 di mercoledì 11 marzo. Nella seduta pomeridiana di mercoledì 11 marzo l'Aula procederà all'eventuale prosecuzione della discussione e della votazione del testo fino alla conclusione dei lavori. L'Assemblea ne prende atto. Bene, colleghi, a questo punto c'è una comunicazione. Sì, un attimo. Comunico che gli onorevoli Assenza, Abbate, Pellegrino, Lombardo Giuseppe Geremia, Lombardo Giuseppe hanno chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge 1089 presentato dall'onorevole Geraci. L'Assemblea ne prende atto. Perfetto. Onorevole De Luca, e poi iniziamo la rubrica atti ispettivi territorio e ambiente. Prego. Sull'ordine dei lavori, onorevole De Luca. Su cosa? Grazie Presidente. In ordine alle sue dichiarazioni, per rendere noto all'Aula che il Movimento 5 Stelle in sede di conferenza dei capigruppo ha votato contrario al percorso facilitato, al percorso velocizzato all'inserimento e alla modifica del calendario dei lavori per inserire il disegno di legge che consentirebbe ai sindaci giunti al terzo mandato di riproporre la propria candidatura nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Il Movimento 5 Stelle non ritiene questa un'urgenza, non ritiene che questa sia una norma che sol perché è uscita una sentenza della Corte Costituzionale che va
a decidere di un caso avvenuto, di uno sottoposto in Valle d'Aosta, questo debba necessariamente simpliciter essere trasferito alla legislazione siciliana, anche e soprattutto perché la normativa che consente nazionale il terzo mandato non è una norma che è nata ieri e che la Sicilia quindi si trova a discutere oggi. È una norma che esisteva in passato, che la Sicilia, come tante altre norme statali, non ha recepito e ha appena 2 settimane fa deciso di non recepirla, contando ben 34 voti sui circa 50-55 deputati presenti in aula appena 10 giorni fa, 2 settimane fa. Ecco, allora vede Presidente, io credo che errare è umano ma perseverare è diabolico, e qui l'errore non sta in chi ha votato contro, perché chi ha votato contro ha deciso di votare contro, lo ha fatto in maniera consapevole, aveva 3 opzioni: approvare, astenersi o bocciare. 34 deputati sui 55 presenti in questa Assemblea invece hanno deciso di votare contrari. Io trovo incredibile che si torni a discutere dell'argomento solo perché c'è una mezza dozzina di sindaci in Sicilia che hanno urgenza di ottenere la possibilità, nonostante il parere contrario già espresso da questo Parlamento, di presentarsi alle elezioni. Vede Presidente Di Paolo, io credo che questo sia una forzatura, e credo che sia una forzatura impegnare questo Parlamento su questo argomento in un momento così difficile per la Sicilia, quando questo Governo, che già si è spogliato delle responsabilità, perché in conferenza capigruppo, anche per voce del Presidente Pellegrino, ha detto che il Governo si rimette all'Aula, non gli interessa, come se questo non fosse un affare che interessa al Governo, come se questa maggioranza non sostiene quel Governo. E allora delle due, o il Governo è in disaccordo con la maggioranza o la maggioranza è in disaccordo con il Governo. Cioè, non è possibile che c'è un così grave scollamento, e esporre il Parlamento all'evidente rischio, se non probabilità, di una nuova bocciatura con la richiesta di un nuovo voto segreto, e che non si perda tempo con gli appelli al voto palese, perché attraverso questa legge non si salvano vite, cosa che invece dovrebbe impegnare questo Parlamento, con delle sensibilità nei confronti degli sfollati di Niscemi, con i danneggiati dal ciclone Harry o con tutti quei poveri siciliani che aspettano 2 anni per avere un esame clinico o una visita in ospedale. Là dovremmo impegnarci a tornare 2 o 3 volte sull'argomento, non sul mandato di 3 sindaci che si vogliono ricandidare per forza. E allora, Presidente Di Paola, io sentivo il dovere di rassegnare con trasparenza queste considerazioni del Movimento 5 Stelle, che il Movimento 5 Stelle ci sarà sempre per fare in fretta quando questo occorre al benessere e all'interesse dei siciliani. L'interesse dei siciliani non corrisponde a quello di 6-7 sindaci che si vogliono ricandidare per forza, quello è l'interesse di qualche dirigente di partito che altrimenti non sa come accontentarli, e questo non corrisponde all'interesse dei siciliani. Grazie Presidente. Grazie onorevole De Luca. Colleghi, ci sono 2 interventi, me l'ha chiesto il collega Sunzeri e il collega Ferrara, però vi chiedo, colleghi, di non fare dibattito su questa cosa, perché il dibattito poi lo faremo martedì. Vi chiedo, no, perché dobbiamo iniziare la rubrica attività ispettive. Io ho fatto la comunicazione per comunicare l'esito della capigruppo. Prego, onorevole Cracolici. La sessione si chiude quando si chiude l'ordine del giorno. Completate l'ordine del giorno, chiudete la sessione, riaprite una nuova sessione e mettete all'ordine del giorno quello che volete.
ma durante la stessa sessione non si può trattare un tema che è stato già votato dall'Aula. Quindi, per essere chiari, con tutti gli arzigogolodii regolamentari, non potete, nell'ambito di una sessione che, ancorché formalmente non è stata dichiarata sessione, ma c'è un ordine del giorno, per cui la invito a esaminare l'ordine del giorno, respingere eventualmente i testi che sono all'ordine del giorno, chiudere la sessione e ne riaprite un'altra. Solo con nuova sessione si può trattare un argomento su cui l'Assemblea si è già espressa, giusto o sbagliato che sia. Allora tutto il resto va cancellato dall'ordine del giorno, dalla legge sui dirigenti a tutto il resto, per essere chiari. Forzature regolamentari non le consento, perché costituiscono precedenti. Collega Cracolici, le sessioni sono bimestrali. No. Collega Cracolici, le sessioni sono bimestrali. Siamo in una nuova sessione. Onorevole Sunseri e poi l'onorevole Ferrara. Grazie Presidente. Avevo chiesto la parola, ora dico prima l'onorevole Cracolici, ma per dire la stessa identica cosa. Non ci eravamo neanche confrontati. Io ritengo che l'onorevole Cracolici abbia pienamente ragione, perché la sessione va prima conclusa, prima di modificare l'ordine del giorno. Quindi o rinviate quello che è in questo momento la sessione dell'ordine del giorno alle commissioni, o ce le fate votare e poi dopo successivamente mettiamo il disegno di legge, o altrimenti questa modifica non si può fare. Non è che perché qualche persona del centrodestra decide di riunirsi in una capigruppo convocata il giorno prima si cambia l'ordine del giorno di un'aula. Non funziona, non è mai avvenuto e non si può fare per regolamento. Ed è una cosa che volevo sollevare prima che parlassero altri colleghi, perché credo che sia proprio fondamentale farlo. E poi il messaggio che in questo momento l'Assemblea sta lanciando fuori è veramente deprimente. Noi stiamo raccontando ai siciliani che c'è una forzatura da parte del centrodestra affinché questo disegno di legge, anche se pur bocciato dalla stessa maggioranza, deve essere approvato e deve tornare in aula. Ma in favore di chi? Cioè, chi sono queste persone che stanno forzando l'Assemblea regionale siciliana affinché si ritratti nuovamente questo disegno di legge? Quali interessi nasconde? Chi dobbiamo difendere? E soprattutto, alla luce di tutto quello che sta succedendo in Sicilia, disastri, emergenze, tutto quello... Cioè, noi ritorniamo su una cosa che riguarda poche persone in Sicilia, pochissime persone, forzando il regolamento, le tempistiche, il Presidente della Regione non indice le nuove elezioni a maggio di quest'anno. Cioè lei capisce che 20 giorni fa il Governo nazionale ha già stabilito le date per le elezioni di maggio e la Regione sta ancora a guardare perché c'è qualche sindaco che comincia a tirare le corde e a forzare questa maggioranza affinché questa legge torni in aula dopo che è stata bocciata dalla stessa maggioranza. Ma è un messaggio distruttivo per la Sicilia, è un messaggio... Scusi, Presidente, che era l'unico che votò poi, tra l'altro, diciamo... voglio dire, è un messaggio veramente terribile. E poi ribadisco, e le chiedo nuovamente, si confronti bene con gli uffici, perché guardi, secondo me è una cosa che non possiamo fare. Io sono assolutamente d'accordo con l'onorevole Cracolici. Prima va chiuso l'ordine del giorno, vanno approvate tutte le leggi previste o quello trattato all'interno dell'ordine del giorno o rinviate in commissione e poi solo dopo possiamo provvedere a modificarlo, perché altrimenti è una forzatura che ad oggi non c'è mai stata, in 8 anni non è mai successa. Noi rappresentiamo un gruppo parlamentare che da solo ha presentato centinaia di disegni di legge, non ci fosse una volta che ha avuto questa procedura accelerata, cioè qui non solo è già stato votato, ma addirittura
supera tutto, in una settimana ritorna in aula e deve essere rivotata, quando ci sono disegni di legge organici depositati nelle commissioni, discussi, abbandonati nelle commissioni senza avere mai pareri, però questo deve arrivare subito in aula, questo deve accontentare quella dozzina di sindaci che stanno forzando per averlo prima e per averlo per questa tornata elettorale. Allora io onestamente non ci sto. Le chiedo cortesemente, in qualità di Presidente dell'Assemblea pro tempore, soprattutto in questo caso, di controllare con attenzione il regolamento dell'Assemblea regionale, perché non è una cosa che passerà in sordina. Grazie onorevole Sunzera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ferrara. Prego. Grazie Presidente. Io non voglio entrare nel merito della questione, fermo restando che sono tra quelli che si è espresso favorevolmente su questo provvedimento. A mio avviso il tema va trattato da un punto di vista di tutela di questo Parlamento. Cioè è a mio avviso impensabile che a distanza di qualche giorno si possa tornare a interrogarsi su un provvedimento soltanto perché una sentenza della Corte Costituzionale mette in discussione la nostra legittimità dal punto di vista della nostra autonomia e della nostra integrità parlamentare. Il Parlamento si è espresso in maniera netta e chiara e a mio avviso è impensabile che lo stesso Parlamento oggi metta in discussione questo provvedimento tornando su una nuova discussione che possa portare a una nuova votazione. A mio avviso è a tutela di tutto il Parlamento siciliano e della nostra autonomia ed è impensabile che siamo noi stessi a metterla in discussione su una legge costituzionale, sentenza della Corte Costituzionale o su una legge dello Stato. A mio avviso la nostra autonomia è chiara in questo ramo e il Parlamento si è espresso in maniera netta appena 2 settimane fa. Grazie. Onorevole Marano, prego. No, Presidente, io brevemente vorrei esprimere il mio davvero disagio a sentire certe cose. Mentre c'è una Sicilia che affonda, mentre c'è l'ennesima guerra in atto che sta destabilizzando gli equilibri di tutto il mondo, la preoccupazione di questo governo, di questo Parlamento e di chi è che ha scelto in capigruppo i lavori da portare avanti è quella di ritornare su un provvedimento che abbiamo già bocciato 2 settimane fa e riconvochiamo un Parlamento per rivotare di nuovo una legge già stata bocciata per tutelare, con tutto rispetto per i sindaci, per il lavoro che fanno, per andare a accontentare gli amici di qualche deputato. Ma stiamo scherzando! Stiamo scherzando, Presidente! Ma questo governo si è accorto di quello che sta succedendo nel mondo, che avrà ripercussioni su tutto il nostro Paese, sulla nostra isola. Anzi, piuttosto ci piacerebbe sapere il ruolo della Sicilia nell'ambito di quella che è la guerra in atto tra Israele, America e Iran, visto che Crosetto ha detto che ancora non è stata richiesta l'utilizzo della base NATO di Sigonella, ma ci piacerebbe sapere, al di là delle richieste, qual è la posizione nostra della Sicilia e del Presidente della Regione. Presidente, questo governo è scandaloso, vergognatevi tutti! Colleghi, ho ascoltato i vostri interventi. A livello procedurale questa Presidenza ha il conforto da parte degli uffici che si sono espressi sia all'interno della Conferenza dei Capigruppo che anche qui in Aula dopo un consulto che ho fatto nel frattempo che voi stavate intervenendo. A livello procedurale quello che abbiamo fatto è possibile. Dopodiché
la conferenza dei capigruppo a maggioranza, io comprendo i singoli interventi di ogni singolo deputato, ma la conferenza dei capigruppo a maggioranza dei 2/3, con i capigruppo di maggioranza a favore, ha deciso di integrare l'ordine del giorno. Quindi sotto questo punto di vista la capigruppo ha preso questa decisione, che da un punto di vista procedurale è corretto, da un punto di vista politico sono legittimi i vostri interventi e le vostre dichiarazioni. Esatto. Sì. Ad avvalorare la tesi, per rispondere anche al collega Cracolici, l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 25 febbraio, la sessione ordinaria è la 20ª. Martedì 3 marzo 2026 noi siamo alla 21ª sessione ordinaria, quindi siamo in una nuova sessione. 21ª sessione ordinaria, siamo in una nuova sessione. Quindi, colleghi, io comprendo, dico, da un punto di vista procedurale quello che si è fatto è possibile, da un punto di vista regolamentare e procedurale. Dopodiché, da un punto di vista politico, è chiaro. Prego, collega Cracolici. Vabbè, no, va bene, però, se no la riduciamo a barzelletta. Giusto? Presidente, la sessione non è che si chiude col calendario, si chiude con l'ordine del giorno. Lei, tra l'altro, all'esame di questa seduta, che ha, oltre al testo su cui bisogna ancora fare il voto finale, c'era un testo che doveva essere cominciato, diciamo che era il testo sulla dirigenza, quindi la sessione o quella ordine del giorno decade, per cui si apre una nuova sessione con un nuovo ordine del giorno, o, come a lei ha detto e qualcuno le ha suggerito, lei non può integrare un ordine del giorno di una sessione con un altro punto all'ordine del giorno. Lei ha parlato di integrare. Allora io le ribadisco, quest'Aula può fare tutto, ma non può forzare le regole, perché al di là di qualche interpretazione anche dei funzionari, che hanno però il compito di garantire la coerenza delle procedure regolamentari, perché, ripeto, un precedente costituisce eccezione e si può sempre fare sempre che tutti siamo d'accordo, ma un precedente che costituisce eccezione sulla base di un'interpretazione che viene data a una norma che da sempre è stata sempre considerata in un certo modo, costituisce, come dire, forzatura. E io personalmente, consentitemi di dire, per quel che potrò, cercherò di, pur essendo uno di quelli che ha votato per il terzo mandato. Quindi, fatta questa premessa, il regolamento prevede che o si chiude la sessione, quindi lei dichiari chiusa la sessione, quindi i punti all'ordine del giorno della precedente sessione non ci sono più all'ordine del giorno, e convoca per nuova sessione con nuovo ordine del giorno, o non può integrare un punto della vecchia sessione con un nuovo punto all'ordine del giorno. Oltretutto, le ripeto, terzo mandato sì, terzo mandato no, tutto si può fare, ma se qualcuno immagina che a 6 giorni dal decreto che indice le elezioni noi cambiamo le regole, a 6 giorni dal decreto che dovrà essere fatto entro il 24 marzo, credo, e quindi tra il momento in cui discutiamo la legge, che dovrebbe essere giorno 11, al momento in cui va in pubblicazione e l'entrata in vigore della stessa legge, noi siamo a cavallo tra l'entrata in vigore eventuale della nuova legge e il decreto che dovrebbe essere già convocare le elezioni con le regole definite per i comuni che sono individuati dal decreto stesso. Una cosa del genere in Sicilia non si è mai fatta. Si vuole fare, io le ripeto, lo dice uno che sono favorevole al punto in cui siamo, proprio perché c'è la legge nazionale al terzo mandato, ma lo si fa a bocce ferme, non si fa a chiamata di gettone. Quindi se qualcuno ha l'esigenza che si deve candidare
e non sa che fare in queste ore, aspetti. Il Parlamento si è espresso. Ci piaccia o no, questa si chiama democrazia. Se qualcuno non gli piace farà ricorso al TAR, poi andrà alla Corte Costituzionale, ci sono le procedure di garanzia per tutti, ma non si fanno le leggi a chiamata, perché questo non sarebbe più un Parlamento, sarebbe un'altra cosa. Io pertanto le annuncio che sia martedì che mercoledì non consentirò di utilizzare l'argomento che la sessione è nuova col vecchio ordine del giorno, perché se c'è la sessione nuova deve chiudere la precedente. Quindi o fa votare, e se le dico fa votare a partire dai temi che sono all'ordine del giorno, oppure decade quell'ordine del giorno e si ricomincia la prossima settimana con un nuovo ordine del giorno. Colleghi, io ripeto, capisco gli interventi e buona parte di queste argomentazioni sono state portate da alcuni capigruppo nella conferenza dei capigruppo, perché sia le argomentazioni portate dal collega Ferrara, dal collega Cracolici, ma anche dagli altri colleghi Sunseri e Marano che sono intervenuti, sono stati portati da alcuni capigruppo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che hanno sollevato queste eccezioni. Nella capigruppo però, siccome vige anche la regola della maggioranza, cioè che i 2/3, no, però a livello regolamentare, collega Cracolici, a livello regolamentare è possibile andare a fare questo tipo di procedura, perché le sessioni sono temporali e quindi siccome le sessioni sono bimestrali e quella sessione temporale è stata chiusa a febbraio, è possibile a livello procedurale e regolamentare quello che è stato fatto. Poi le vostre argomentazioni sono assolutamente state portate in conferenza capigruppo. La vecchia sessione è scaduta a febbraio. No, ma è temporale. Dal regolamento la sessione la sessione. Io ho qui il regolamento dell'Assemblea. La sessione è temporale, quindi non è la sessione in riferimento all'ordine del giorno, è in riferimento alla temporalità. Quindi siccome a febbraio si è chiusa la 20ª sessione, oggi siamo nella 21ª sessione perché siamo nel mese di marzo. Prego collega De Luca, Grazie, dico però noi abbiamo altri ordini del giorno, se non ci sono le condizioni... io sarò brevissimo Presidente, perché ripeto, nel fare mie le contestazioni fatte dal collega Cracolici e dal collega Sunseri, comunque siccome è una modifica dell'ordine del giorno, io come Presidente gruppo parlamentare mi oppongo a questa modifica e chiedo formalmente che si proceda alla votazione immediata qui in Aula. Onorevole De Luca, lei la sua eccezione che ha sollevato, che è un'eccezione legittima, ma sempre in punta di regolamento, ed è chiaro che capisco che in punta di regolamento qua non ce ne usciamo più, e lei la sua eccezione doveva farla dopo la comunicazione, all'atto della comunicazione, ma siamo andati avanti. Colleghi, non ci sono le condizioni per andare, la seduta è